Buongiorno, buon weekly vlog a tutti, buon lunedì a tutti. Tra sabato, no, tra ieri era, c'è stata tutta una polemica sotto la foto Instagram da parte di un ragazzo qui del paese che abita oltretutto vicino a casa dei miei. La polemica veramente assurda, cioè io non so se lui si rende conto di cosa ha scritto, voi non lo vedete più perché ho cancellato tutti i commenti e l'ho bloccato perché mi stava iniziando a dare molto fastidio. Quindi, perché alla fine si è rigirato tutto il discorso, ho ottenuto gli screenshot, si è rigirato tutto il discorso a favore suo prendendomi in giro, cioè proprio prendendomi in giro. E quindi mi ha dato molto fastidio, ho cancellato tutto. Però veramente ci sono i giovani di adesso non si rendono conto di quello che dicono, veramente sono assurdi. Vivono nel loro mondo, ma gli haters, ovviamente gli haters portano guadagno, quindi va benissimo. Grazie hater di Borca di Cadore, che so che non ci sei solo tu, so che guardi video perché l'hai detto, quindi non hai mai scritto, ieri hai approfittato a scrivere, ma veramente mi fai pena, ma molta pena sapendo chi sei, mi fai pena. Niente, detto questo, io da ieri soffro d'allergia, infatti ho gli occhi gonfi, adesso mi lavo la faccia e mi sa che non posso neanche mettere la crema, però quella che uso di solito sto finendo questa qua, ancora questa. E poi ho comprato un'altra crema. La scorsa settimana ho trovato questa crema da Lidl e adesso so che si dice Cien, ok? Perché c'è la pubblicità, allora so come si dice anche. Questa qua è pH neutro. Tornata a casa, ho aperto di nuovo le finestre della mia stanza computer, tutte e due aperte, che bello. Sono le 11:10, quindi adesso devo meditare su cosa mangiare. Io mi mangio un po' di pasta, che è quella che è avanzata ieri di mia mamma, con i fegatini di pollo. E mio moroso non lo so, pasta lo stesso, penso col pomodoro ricotta, una cosa del genere, insomma. Adesso mi bevo una bella tisana, un buon tè verde. Adesso sì, è l'ora del tè verde, guardate cosa ho fatto. Ho diviso le bustine, una per colore, tè verde al limone e tè verde normale. Così bevo in sequenza, non bevo mai lo stesso, insomma, una volta uno, una volta l'altro e mi finisco fuori le bustine perché altrimenti mi scelgo sempre quello che voglio e non finisco mai le bustine. Ho utilizzato questo sistema e ci metto dentro le gocce drenanti, già il tè verde fa bene, quindi tè verde con limone ancora di più e va bene, quindi mi faccio una di quelle, una bella tazzona di solita, questa qui. C'è Pepe che sta facendo le coccole a panna. Vi lascio la foto di com'era ieri sera Panna e Pippo insieme. Eccomi qua, saranno tipo quasi le 3 di pomeriggio. Io devo registrare un video, dovrei registrare un video. Ho l'allergia, ho gli occhi che stanno morendo, tipo. Non so cosa mettere, volevo evitare di andare a prendermi l'antistaminico, però mi sa che dovrò andare in farmacia a prendere qualcosa. Perché veramente... Poi ho messo anche la sciarpa perché sentivo freddo, cioè... Prima che stavo venendo qui a casa ho incrociato i due ragazzi qui di Borca che fanno i video, anche loro qui su YouTube. Probabilmente stavano registrando un video, un vlog, non lo so. Buongiorno, oggi è martedì, ho gli occhi non gonfi di più e niente, adesso do la pappa ai gatti. Di solito vi faccio vedere quando ho già fatto queste cose, invece oggi no. Oggi sono alzata da poco, sono andata subito al computer a caricare un video, visto che è corto e riesco subito a caricarlo. È il video del giveaway che voi avrete già visto sicuramente. Ecco, io ho il lavandino in queste condizioni oggi perché ieri sera ho fatto le crepe. Io oggi, allora, ieri ho bevuto il giallo, questo, cioè ieri pomeriggio intendo, non ieri mattina.
Poi devo prendermi le mie vitamine, questo e poi mi servono anche le gocce drenanti. Io sto utilizzando queste qua, Drenopur. Quando finisco queste prendo altro invece, però devo dire che anche queste funzionano. Panna mangia e devo... Ah, non hanno pulito le ciotole quei due. Bene. Vabbè, penso anche a loro. Lavati i capelli e adesso ho su questa maschera che è quella dell'Avon. Siccome devo farla fuori, devo cercare di usarla regolarmente. Stavo usando quella della Sien, lo sapete, no? Che vi ho detto in 1000 video. Però oggi ho deciso di usare questa e l'ho messa. Però nel frattempo non ho, cioè, ho fatto diverse cose. Ho lavato anche i capelli, infatti sono bagnati. Sono andata giù a portare tutto il mucchio delle sterpaglie vicino al parcheggio, così il mio moroso può portare via col furgone, senza andare sul prato col furgone perché non vogliono. Poi ho steso una lavatrice con i tappeti di lana, perché sapete che li ho tolti, quelli delle camere. Fatto quello, ho messo su un'altra lavatrice con tutti gli asciugamani, visto che oggi è veramente, veramente caldo. Poi sono stata di fuori a fare sto lavoro, l'allergia... Oh, sono arrivata in casa che avevo gli occhi che non ne potevo più, il naso che colava, veramente, perché ho mosso l'erba e quindi non so a cosa sono allergica, non ho mai fatto i test, ma ai pollini sicuramente, forse anche alle graminacee, non sono sicura, però mi dà problemi l'erba, quindi è molto probabile. E poi ho anche lavato tutto. Ah, sono brava, cioè. Ma chi è che mi porta in giro sti giochi? Cioè, questo qui è sempre in giro, sempre. Pepe. Cioè, guardate sto gatto. Appollaiato per terra. Sul tappeto, ovviamente. Devo aspettare che sta maschera si asciughi. E quindi... Aspetta e spera. Aspetta, sembrava che il tempo fosse bello oggi, ma in realtà ci sono le nuvolone. È tutto annuvolato, quindi boh. Sono spariti tutti i gatti oggi, non ce n'è neanche uno. Solo Sky su e basta, non c'è neanche un gatto. Perché sentono il caldo, il bel tempo e stanno via. Quando è ora di pappa tornano tutti. Tornate adesso a casa, mezzogiorno, non so se si sentono le campane, non credo. Ho una cosa da dire, che c'è tanta ignoranza e tanta falsità, furbizia e falsità in questo paese. Veramente è assurdo. E sono pochi abitanti, è ancora peggio, perché io penso che nelle città non ci siano tutti questi problemi. Però nei posti piccoli come qui, che sono neanche 800 abitanti in Borca di Cadore, ecco, in posti così piccoli veramente vivere diventa un problema, perché se tu vuoi aver ragione su una cosa, hai tutti contro. È veramente assurdo. Non dire altro, però veramente sta diventando una situazione pesante, perché non hanno la libertà di vivere questi poveri gatti. Cioè, i cani possono vivere, possono cagare ovunque, scusate le parole, però devo dirlo. I cani possono fare tutto e nessuno dice niente, nessuno fa niente. I gatti non possono fare niente. Allora, come i gatti ti vengono a fare la cacca nel prato o nell'aiuola, che lì ho già detto basta coprire le aiuole, ecco, se proprio, allora anche il cane ti viene a fare la cacca, anche i cervi, i caprioli, le volpi, cioè è pieno di bestie che fanno la cacca nel prato, anche il prato qua giù è pieno di cacca di capriolo, però io di certo non vado a lamentarmi. Ce l'hanno proprio con i gatti certe persone, che i gatti non fanno niente a nessuno, vivono nel loro posto, se fanno i giri comunque non è che ti distruggono la casa, cioè voglio dire, dai mo, datevi una smossa, siamo nel 2016, per piacere. Veramente è una situazione assurda. Almeno ci siete voi che mi fate diventare di buon umore, perché
Pepe, perché mordichi il gattino? Che stronzo che sei. Ciao Panna! Pepe Pipo, ciao. Voi volete la pappa, vero? Sì, certo. A casa, sono le 6, 6 e qualcosa. Mi è arrivato il pacco alla fine che stavo aspettando oggi e è arrivato oggi che non c'ero, stranamente, però me l'ha lasciato qui fuori dalla porta e coperto, ci ha costruito tipo un castello sopra per coprirlo e boh, adesso penso a cosa preparare da cena, quindi io vi... Sono appena stata in banca, sono le 9, 9 e mezza quasi di sera. E niente, sono stata in banca a prelevare i soldi per l'assicurazione che domani, visto che siamo di strada, passo fino all'assicurazione così la pago direttamente in agenzia e basta. A domani. Buongiorno, oggi è mercoledì, come vi ho detto ieri vado a Belluno e porto via lo stendino. C'ho ancora le ciabatte invernali, però sono senza calzini. Ecco qua, è buio totale, scusatevi. Ecco qua. Allora, mi sono scaldata un po' di latte sempre senza il lattosio, e ci metti dentro il Nesquik. Ma il Nesquik ha il lattosio dentro per caso? zucchero, cacao magro, destrosio, ye. C'è anche la cannella, ecco perché non mi piace tanto. C'è anche le vitamine C, tiamina e D, solfato di zinco, magnesio, ecco perché è utile per la colazione, perché c'è il magnesio anche. Va bene, senza glutine, però non c'è scritto senza lattosio, ma in realtà il lattosio non c'è perché non c'è negli ingredienti. Andiamo. Sono pronta, sono pronta. L'allergia è meglio oggi, mi sono riuscita anche a mettere un po' di matita, sono riuscita a fare qualcosa, quindi l'allergia è meglio. Sta guarendo, sapete cosa ho messo sugli occhi? L'aloe vera ieri sera, ne ho messo una bella quantità e poi sono andata a letto e devo dire che ha funzionato, mi ha anche sgonfiato un pochino gli occhi, quindi buono, buono, yeah. Perfetto, adesso do ancora la pappa panna perché dovrebbe arrivare mia mamma a momenti e quindi ho fatto un po' di frisè, non so se lo vedete, non credo, e mi sono messa questa maglietta. Mi sa che cambio maglia. Guardiamo nell'armadio che maglie ci sono. È ancora in ordine, eh? Oh. Beh, è un dilemma, cioè mettersi davanti all'armadio, porte aperte, tante aperte, e guardare le cose e non sapere cosa mettere. Ciao, penso sia una faccetta per i capelli quella. Ah, è vero. Giusto. Mi è arrivato un commento e allora l'ho già letto. Perché oggi è uscito il video di Crazy Factory. Ecco, LOL collaborazione, quindi mi è appena arrivato un commento e non so cosa mettere. Cosa fare qui? Ormai. Alla ricerca del parcheggio anche oggi. Però oggi io e mia nonna non eravamo in macchina quando mia mamma ha parcheggiato, quindi sa solo lei dove è la macchina. Ecco, quindi siamo fregati. Perché stiamo girovagando di nuovo per il parcheggio dell'ospedale. Va bene, dai. C'è il sole, c'è caldo. È qua? Forse. Dubbio. Ma. Abbiamo fatto tutta un'ala del parcheggio e alla fine la macchina era dall'altra parte. Oddio.
Parcheggi. Sì, sì, dai, trovata. Sei sicura? Sì, sì, è quella, è quella. Bene. Ciao, sono tornata a casa e sono in questa postazione perché ho appena registrato un video acquisti. Quindi mi vedete, siamo tornati a casa, adesso sono le 4:05, ci ho stata poco a registrare il video, dai. Sono le 4:05, quindi sì, più o meno alle 3:15. Ho la gola secchissima perché andare in giro laggiù a Belluno, anche il clima è diverso e mi si è seccata tantissimo la gola, oltre all'allergia, che ormai ci avete fatto l'abitudine che mi lamento dell'allergia, e oltre a quella appunto mi ha disfatto la gola andare in giro, va bene, sono abituata a muovermi qua intorno. Vi aspetto nel video haul della prossima settimana, insomma. Va bene, adesso io, visto che ho registrato questo video, mi vedete, aspettate perché così mi scoccia, non sembra un vlog se sto ferma, ok. C'è Pepe che sta giocando, contentissimi i gatti che io sono tornata a casa, e mia mamma, ah che bene finalmente oggi hai i capelli sciolti. Sì, io non li tengo mai sciolti perché mi danno molto fastidio perché vengono davanti agli occhi, e invece oggi ho deciso di tenerli sciolti. Vabbè, ve l'avete visto stamattina, svampita io proprio. Va bene, vlog. Oh, devo dirvi una cosa, è arrivata la bolletta del metano. Ho detto, oddio, ho paura ad aprire la bolletta. Sapete quanto c'è scritto? 12 euro e... quanto dobbiamo pagare? Adesso vi dico anche quanto. Praticamente 12,40 euro di metano. Perché abbiamo pagato tantissimo la bolletta di novembre-dicembre. Abbiamo pagato una cifra esorbitante e quindi abbiamo pagato più di quello che avevamo consumato, e quindi questa volta ci hanno tolto soldi che abbiamo pagato in più, e quindi sono solo 12,40 euro. Che bello, non mi sembra vero. Guardate che bella luce che c'è anche in bagno. Ci vediamo in caso dopo. Ciao ciao. Buongiorno, oggi è giovedì. Oggi è giovedì e volevo farvi vedere la neve. Intanto il pero sta iniziando a far tutti i germogli. Guarda che bello. Poi, anche se sarebbe da potare parecchio, tutti questi alberelli, il ciliegio invece è tutto malato. E c'è la neve, ecco, cioè si vede proprio la linea dove ha nevicato. Infatti avevano messo abbassamento delle temperature, già ieri sera si sentiva. Così oggi. Oggi neve, sì, infatti è più fresco anche in casa, si sente subito se nevica, Sembra di no, però. Oggi devo andare via, perché oggi devo andare. Allora, pomeriggio devo tornare all'assicurazione, perché ieri sono andata a pagare l'assicurazione della macchina. Il problema è che io non ho guardato, colpa anche mia. Mi ha dato il foglio della... posso anche farvi vedere perché tanto non c'è scritto niente. Il foglio della ricevuta, tutto senza... cioè è vuoto, senza tutti i dettagli, eccetera. Sì, senza dettagli, senza il totale delle assicurazioni, niente non c'è scritto. E lui mi ha messo la data, ha firmato e me l'ha dato, io ho messo via convinta fosse a posto, invece no, quindi devo tornare. Ieri, siccome era aperto solo mattina, non sono più riuscita a tornare lì, e quindi torno oggi pomeriggio, perché è aperto o la mattina o il pomeriggio, è un casino. Va bene, io ho fatto tutto, sono le... ah, devo andare a comprare il pane anche oggi, perché è finito ieri sera. Quindi, sono le 9:25. Mi devo dare una vestita, che sono ancora in pigiama, e quasi quasi vado a comprare il pane. Sto tornando a casa, sono stata all'assicurazione, che mi sono fatta ristampare la ricevuta del pagamento, e... si è anche scusato perché mi fa ma scusami che ti ho fatto fare il giro a vuoto per tornare a fare la stampa, ma gli ho detto guarda, tanto devo andare a fare spesa. Infatti mi sono fermata al Prix e ho fatto un po' di spesuccia, tutte cose che mi servivano, e poi al Prix non ci sono cose extra come al Lidl, e quindi ho preso tutte cose che servivano e quindi ho speso quello che dovevo spendere. Poi invece dopo sono andata alla EO
E lì ho preso le fragole, ho preso l'insalata e ho preso anche il macinato, la confezione risparmio. Ecco, io adesso vado giù a casa, metto la freccina e giro giù. E sono contenta perché ho fatto un po' di spesa, ho speso praticamente, ho speso meno di 100 euro, sono veramente contenta e ho preso un bel po' di spesa. Quindi adesso vado a parcheggiare, vado a svuotare la macchina e nel frattempo, sì, avrete notato, ho fatto la tinta ai capelli, sono di nuovo bionda, sono bionda gialla e sono un po' gialli, però voi non vedete. Boh, meglio. Ho messo gli orecchini che ho comprato ieri con la mia iniziale, che vedrete nel video haul della prossima settimana. E basta, adesso faccio le mie solite manovre e io vi saluto e vi aspetto per la giornata di domani, venerdì. Ciao ciao! Buongiorno, oggi è venerdì, ho già fatto tutto, sono le 9:30 e devo solo vestirmi, vado in posta a pagare la bolletta del metano. Ecco, oggi vedete un po' meglio il colore dei capelli, sono tipo color armadio, sono gialli. Mia mamma ha detto che non sono gialli, però io li vedo gialli. Boh, non lo so. La tinta bruciava, la L'Oreal Prodigy, sempre quella, era la 9.0, biondo chiarissimo, non si sa cosa, giallo, no, non è giallo, ecco qua non sembra proprio giallo, no, di là invece sembra più giallo, dipende dalla luce. Sì, ho anche già fatto il letto, sono stata bravissima. E ecco, quindi bruciava perché dentro c'è l'acqua ossigenata. Infatti ho detto, strano che una tinta così, senza ammoniaca, faccia i capelli così chiari. E infatti c'è dentro l'acqua ossigenata, non ha l'ammoniaca ma quell'altra, infatti bruciava. Infatti qua dietro ho ancora prurito, dietro sulla nuca, perché sapete che le lunghezze sono rimaste colorate così, però hanno dei riflessi e questo ciuffo qua è venuto biondissimo. Non lo so il perché, non lo so. Comunque la prossima volta magari... Ma vedete che hanno tutti dei riflessi? Cioè è venuto fuori un biondo strano, un biondo strano. Mi piace vedermi bionda perché ero abituata a vedermi con i colori scuri e biondo, insomma, mi mancava il biondo, sì. Poi andando verso l'estate è meglio il biondo. Sono a casa. Ma l'avete notate ieri queste cose? Sono le extension che ho preso da Wish. Ne ho preso una rosa così e poi ne ho presa una violetto, un lilla diciamo. Solo che poi ho preso, vi faccio vedere, anche questa qui, lilla. Bella. Adesso mi sistemo e poi penso al pranzo. Ho prenotato per Pipo per castrarlo, mi sono ricordata di chiamare più che altro perché mi dimentico sempre di chiamare. Adesso mi attacco il foglietto. Lunedì mattina, quindi lunedì porto fuori, perché mi fa il telefono, era il proprietario della clinica, e mi fa, ma quando vuole portarlo? Ah, per me anche oggi, domani o la prossima settimana, mi fa, si è messo a ridere come per dire, ma non ho posto. Non me l'ha detto, però si immaginavo, ma siccome mi ha fatto questa domanda io ho detto anche oggi, e invece no, lunedì mattina. Mi fa lunedì, martedì, quando vuole, e allora porto lunedì, che prima faccio meglio è. Allora, io controllo solo le doppie punte, mi viene da ridere. No, vado a preparare la tavola. Ieri mi sono messa ad archiviare tutti i video nei DVD, e oggi continuo con l'archiviazione, tanto questi DVD non mi bastano, assolutamente. Io li metto... Allora, lunedì il tuo fratellino adottato va dal veterinario e tu rimani solo con Panna, quindi la farai disperare, vero? Sì. Ma poi lunedì sera torna il gatto, torna il gattino. Dove vai, Pepe? Ho pulito stamattina la tavola, l'ho disinfettata. Oh, santa Madonna, questa ha appena mangiato e ancora che mi chiede da mangiare. Io non so più cosa fare. Dov'è il gattino? Ehi, micetto. Ah, eccolo lì. Ciao, amore. Che bello che sei. Lunedì vai a Los Angeles. No, non va a Lozzo. Sì, a Lozzo, sì. Miciu. Lunedì vai a Los Angeles, amore. Sì. Miciu. Amore.
Non ho neanche iniziato a numerare i commenti del giveaway. Sono contenta che vi stia piacendo, che vi piaccia insomma il premio, bello. E niente, non ho ancora iniziato a fare niente, non ho ancora iniziato a rispondere. Probabilmente mi metterò o domani o domenica, insomma. Adesso sto mangiando questi, che buoni che sono. Ma hanno tantissimo sale, tanto tanto sale. Sto aspettando il mio amoroso, intanto ho buttato gli spaghetti. Speriamo che arrivi a breve. E eccomi, sono quasi le 2 di pomeriggio. Io adesso, sapete cosa faccio? Macedonia. Visto che ho un po' di frutta, ho una banana che adesso è abbastanza matura, voglio usarla per fare la macedonia. E siccome ho preso le fragole ieri, anche per quello voglio fare la macedonia, quindi adesso vedo quali sono quelle più mature di fragole. Ma che buon profumo di fragole, che buone che sono. Poi mi metto anche i kiwi, visto che ne ho di maturi adesso, e ci metto anche una mela, quindi viene fuori una macedonia mista. Alfa. Alfa? Oh mio Alfio. Alfa. Alfa. Sì. Ciao. Ciao. Circa 8 e un quarto. Sono circa le 8 e un quarto di sera. Io adesso mi faccio una doccia e chiudo il vlog. Mi lavo con questo qui, che è di Sephora. Questo qua l'avevo preso tempo fa e l'avevo messo anche in un giveaway. Mi concludo questo weekly vlog, anche per questa settimana. Il weekly vlog è finito e sono contenta che vi stia piacendo il giveaway, sono contenta che vi piacciono comunque i video che escono ogni settimana e per me è molto bello, molto gratificante vedere che vi piacciono. E basta, adesso domani o dopodomani dovrei iniziare a mettere i mi piace e a darvi il numero per i commenti del giveaway. E boh, vado perché se no faccio tardi e non voglio fare tardi stasera, almeno stasera. Entro le 9 vorrei aver fatto tutto. Vabbè, devo fare una doccia super iper mega veloce. E va bene, niente. Vi ringrazio ancora, vi saluto e vi aspetto al prossimo weekly vlog, come ogni settimana. Ciao!